mondo virtuale come una sensazionale. Tutti i giorni recensioni da guardare per imparare a giocare, oppure anche solo per iniziare a seguirlo. Su YouTube tu puoi vederlo, dal Brasile a Maranello, supero anche Barrichello. Ho battuto il Flamengo e ho vinto la Champions, altro che Mino Raiola. Per un giocatore cambia tutta la rosa. Mettete mi piace, commentate, Commenda Veneziano, questo è il canale Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Bene raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano ragazzi, siamo a Las Vegas, la città delle luci. Come possiamo vedere, il viaggio di oggi è il più lungo fiore dell'umanità. Las Vegas, Sydney, 13 ore di volo, 6.700 miglia, una roba veramente per disperati ragazzi, mamma mia. Cominciamo perché sarà un viaggio abbastanza lungo. Ragazzi, ci siamo, si parte verso Sydney, condizioni ideali per volare, ma veramente sarà una tratta lunghissima raga, lunghissima. La città delle luci è pronta ad ospitare il Commendatore. Vai fioi con il nostro 747 della Qantas. Vai fioi. Salutiamo la meravigliosa Las Vegas, la città che consuma un po' di watt. Vai vola come. Mamma mia che bestione, che non mi abituo mai con 747, cazzo. Ok. Eccoci qua ragazzi, siamo decollati. Eccoci qua, eccola qua, Las Vegas, la città delle luci ragazzi. Eccola là, Las Vegas. Salutiamo Las Vegas. Ok, 260, faccio un bel screenshot. Ciao Las Vegas. E andiamo, siamo in Nevada. Ragazzi, tramonto meraviglioso, guardate che roba. Siamo in salita a quota 36.000, che è la quota di crociera Comendiana. Eccolo qua il nostro Qantas. Mamma mia che spettacolo ragazzi, stiamo pompando alla grande in questo tramonto eccezionale. Veramente questo scenario da 1000 screenshot veramente. Poi il Qantas australiano mi piace un casino, 747. Entrate, sarà un viaggio lunghissimo, 13 ore pure, ma così possiamo immagazzinare tante ore di volo. La nostra carriera comendiana con questo volo prende veramente una piega devastante ragazzi. Buono, buono, buono. Punto di vista dei passeggeri, eccolo qua. Sarà un volo lunghissimo, non devo fare anche il cambio, ci sono anche hostess pronte a trombare col comandone perché per i 13 ore ho bisogno assolutamente di rilassarmi con una bella trombata con qualche hostess. Ok, contattare Los Angeles, un po' di traffico, al shuttle, oddio, sei con lo shuttle? Regolare Los Angeles Center, in salita per FL, livello di volo 360. Ok, raga, mancano 4.900 miglia, veramente ragazzi, un volo abbastanza eterno, una roba devastante, ma lo volevo fare ragazzi, state strano veloce con la simulazione, se non pensate che sto andando con la velocità reale. Ormai il sole è tramontato nell'oceano Pacificus. Qantas deve ancora veramente macinare chilometri e chilometri, miglia su miglia per arrivare a Sydney. Chiaramente mi scuso già se la grafica in Australia non sarà devastante, ma purtroppo non ho dossi per l'Oceania. Voglio fare però un atterraggio in Australia, lo voglio fare, ne farò una macchina
simulazione ci mette sempre una vita. Ragazzi, mancano 25 miglia, non ne posso proprio. Abbassiamo qua la velocità. Ma come potete vedere la grafica è un po' diversa rispetto ai come si dice, agli add-ons. Ormai siamo a Sydney Center. Andiamo un po' da fuori. Eccola qua, è tutta un po' pettata, diciamo, più pettata, però dai. Oh, che romantica la luna. Che romantica. Mamma, che viaggio, ragazzi, che viaggio. Punto di vista dei passeggeri. E vai. Voglio assolutamente conquistare l'aeroporto di Sydney. Al traffico aereo, Boeing, ce ne sono abbastanza. Eccoci qua, eccoci qua. Limite di avvicinamento attivo. Sì, non è casino. Vediamo. Adesso vediamo se il porco si allinea. Il porco deve allinearsi, il porco. Bella giornata in quel di Sydney. Ma purtroppo c'è una differenza. Cercando, adesso vediamo, cercando uno scenario australiano e uno asiatico, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare. Ok, devi allinearti, vediamo quanto manca. Ok, mancano 15 miglia. Ok, infatti qua vedi la verticale è andata. Perfetto. Allineato, se deve solo scendere il porco. Ti prego, scendi, porco. Scendi, porco. Andrei giù anche. Siamo 14 miglia, ok. Perfetto. E ok. Eccolo qua, l'aeroporto internazionale di Sydney. Grandissimi ragazzi, grande Kume. Mi sei piaciuto, Kume, mi sei piaciuto. Niente, ovviamente ho fatto il volo con 16 di velocità, chiaramente 16 per, e comunque ci ho messo, ragazzi, parecchio lo stesso, 6.000 e passa miglia, però questo volo mi porta tantissime ore di carriera kumeniana, ragazzi. Andiamo un po' da lontano. Ecco intanto Sydney. Eccoli qua i grattacieli di Sydney. Ok, siamo allineati perfettamente. Eccoci qua. Ma siamo allineati o no? Oh, insomma, non c'è proprio un allineamento fenomenale, eh? Perché questo allineamento del cazzo? Sì che le prua l'ho vista, è giusta. 154, perché sta roba? O devo andare di là? Probabilmente è quella la pista.
Pista 16L, ok. Roger. Vediamo un po'. Eccoci qua. Sydney. Possiamo vedere lo stadio delle Olimpiadi. Che bello. Dai, non è male, dai. Comunque insomma abbiamo comunque il flying environment là del cazzo che comunque migliora l'acqua e tutto. No, dai, non è malissimo. Sono abbastanza soddisfatto, dai. Pensavo peggio. Forse più di giorno si vede diciamo le texture un po' così. Ok. Traffico aereo proprio perfetto. E siamo a Sydney. Ma per un attimo pensavo veramente che la pista era quella di destra, ma mi sono cagato addosso, per fortuna. Speriamo di non fare cappelle. Eccola qua l'aeroporto internazionale di Sydney. Roger. Autorizzazione all'atterraggio. Affermativo, lei può atterrare. Grazie fellow, grazie. Ci siamo, sì? Andiamo a scontrarci contro qualche edificio. Ok, siamo a Sydney Center. Terra, guarda che strane ste piste. Adesso tutti, come avete ragione voi, tante volte terra di muso, ragazzi. Ma ripeto, queste sono licenze poetiche comendiane, e io amo le licenze poetiche. Siamo perfetti, però proprio per niente non siamo perfetti. Vai di autopilota, vai di manuale. Eravamo un po' storti, vedi che avevo ragione. Comunque eravamo storti. Merda. Eccola là. Ecco, ma perché? Ma perché storti? Ma perché? Dai, cazzo, non devi farcela, vecchio. Mamma mia. Frena porco, bravo. Meno male. Però non l'ho capito, non l'ho proprio capito il perché si è storto così. Probabilmente c'era vento, però non ero allineato perfettamente. Vabbè, ragazzi, licenze poetiche, va benissimo, chi se ne frega. Ragazzi, siamo arrivati a Sydney, tutto rego. Prossima tappa d'arrivo sarà sicuramente a Tokyo. E vediamo da dove partire. Aspetto commenti, chiaramente no, una tappa lunghissima stavolta, vi prego, fioi. Raga, un saluto dal Comendone, ve ne siamo. Ciao!